cambio di amministrazione e ovviamente con una politica ambientale ed di economia verde sarebbe uno stravolgimento oggettivo della qualità della vita e dell'approccio nei confronti dei cittadini. Una cosa voglio dire, se i ragazzi qua dovessero vincere con questa coalizione, quello che è l'impostazione attuale, cioè cementificazione selvaggia, senza, e si vede che da questa città, una pianificazione urbanistica coerente e rispettosa dell'ambiente, questa roba continuerà. Con un'amministrazione invece di questa coalizione, con il Movimento 5 Stelle all'interno, significa che si fanno i cantieri 110, abbiamo visto il grattacielo di Busto, che dalla decontribuzione, dalle detrazioni ordinarie, che sono partite però ricordiamoci perché abbiamo messo la cessione del credito con la 110, si è passati al 110, ma la vera rivoluzione che a Busto i ragazzi faranno sarà nelle comunità energetiche. E perché una rivoluzione? Uno, perché incide sui soldi. La notizia di queste settimane che ha sconvolto i 60 milioni di italiani è quella che aumenteranno tantissimo, 40-50%, soprattutto le bollette dell'energia elettrica. Perché questa? Perché la politica non ha avuto una visione a medio-lungo termine, soprattutto un piano industriale a medio-lungo termine. Noi ce l'abbiamo, la comunità energetica l'abbiamo fatta nascere a febbraio 2020. Il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto inserisce in un decreto legge 1000 proroghe una roba che non esisteva, cioè la possibilità che una famiglia, un'impresa e un ente pubblico si metta un fotovoltaico che oggi per i privati può essere gratis se fanno il 110%, quindi fatto il fotovoltaico gratis, metto una centrale di accumulo dell'energia elettrica, prima era vietato, il condominio non lo poteva fare se non utilizzare l'elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico per le aree comuni, le scale ad esempio, basta, non per gli appartamenti. Oggi lo puoi fare, quindi che cosa succede? Spendo molto di meno della bolletta elettrica, oggi c'è un aumento della bolletta elettrica e qualche fenomeno parla di ritornare al nucleare, e non inquino. Sviluppo economico e sostenibilità ambientale, ed è l'unica cosa che la politica deve fare oggi, in sviluppo economico e transizione ecologica. Il più 6% del PIL di cui Draghi si vanta dovrebbero ricordare che è esclusivamente conseguenza di quelle leggi qua, 110% e comunità energetiche, fatte nel 2020 dal Conte 2 con il Movimento 5 Stelle, dal Conte 2.